Luca Di Stefano ha presentato in conferenza stampa la sua candidatura a sindaco della città di Sora e le liste che lo sosterranno nella prossima campagna elettorale d'autunno in vista del rinnovo del Consiglio Comunale cittadino. Nel Parco Santa Chiara, di fronte alla stampa, ha aperto gli interventi con a fianco i rappresentanti delle 6 liste che hanno deciso di puntare allo scranno comunale. Mi sono messo a disposizione della città in un momento critico come questo, grazie ad una splendida squadra che mi onoro di rappresentare. La scelta è perché credo che sia arrivato il momento di questa generazione e che questa generazione tenda la mano verso la generazione dei nostri padri, delle nostre madri, dei nostri nonni e delle nostre nonne, e tutti insieme dobbiamo riuscire a costruire un futuro più radioso per i nostri figli. Una squadra di giovani e meno giovani, competenti e motivati, che attraverso punti fondamentali ha deciso di proporsi alla città per essere i futuri amministratori di Sora. Con Luca e con gli altri abbiamo stretto un patto generazionale e un patto programmatico. Riteniamo che tutti quanti noi abbiamo fatto un percorso fino ad oggi, dobbiamo farne un altro, però diciamo, questo necessita un impegno che ci deve venire dalla maturazione, dalla consapevolezza che abbiamo acquisito, dal senso di responsabilità, e dobbiamo ritenerci partecipi, parte attiva di quella che è la vita pubblica, politica e amministrativa della città. Lo dobbiamo a noi, lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo alla nostra città. Noi abbiamo condiviso il senso di responsabilità che è alla base di questo progetto politico-amministrativo di Luca. Quindi vogliamo accogliere appieno il suo programma, l'impostazione di professionalità, di energia, di impegno, guardando al futuro, in una fase di ricostruzione per il nostro Paese molto importante, post-Covid. Dobbiamo approfittare di tutte quelle che saranno le risorse che arriveranno per creare e ricostruire un ruolo per i cittadini e per la città di Sora. Un programma semplice e realizzabile, aperto ai consigli dei cittadini e 4 obiettivi da raggiungere nei primi 100 giorni. Insieme alla squadra abbiamo sancito sin da subito le prime 4 proposte programmatiche nei primi 100 giorni di amministrazione. La prima è Sora Città, il progetto Sora Città Pulita, Sora Città Sicura, Sora Città Digitalizzata e Sora Città del Natale. Volti nuovi e già impegnati hanno scelto di sostenere Luca Di Stefano e puntare a rendere migliore il territorio in cui vivono. Ho deciso di scendere in campo perché non riuscivo più a vedere Sora in queste condizioni. Sora sostanzialmente negli ultimi 15 anni ha avuto un calo demografico impressionante, abbiamo perso più di 1500 ragazzi. Inutile dire come questo dato vada a ripercuotersi negativamente sull'economia cittadina: minor numero di abitanti, minor circolazione di moneta, minor persone che possono spendere, tasso occupazionale che scende, qualità della vita ovviamente che peggiora. Sono con Luca in quanto penso che grazie a questa squadra ci siano tutti i presupposti per invertire questo trend. La scelta di appoggiare la candidatura a sindaco di Luca Di Stefano è assolutamente un premio alla sua coerenza per aver svolto 5 anni di opposizione in modo corretto, educato e appunto soprattutto coerente. Noi non promettiamo libri delle favole, ma pochi interventi che poi effettivamente verranno realizzati per cercare di invertire quella che è una rotta che ormai dura da troppi anni. Ad oggi siamo 6 liste, un programma ancora in fase di esecuzione, perché non siamo figli dell'arroganza e quindi crediamo che tanti nostri concittadini e tante forze sopite, giovani e meno giovani, possano insieme a noi costruire un programma elettorale per migliorare questa città.